Va ora in onda Potere al Popolo. E we are the champion! No, no, la base è diversa, tira sul cursore, senti la base tamarrosa. Ah, tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Però, scusa, uno sta via qualche giorno di vacanza e addirittura, cioè non so se avete notato, ci hanno cambiato il microfono. Il microfono è d'oro. Io ce l'ho d'oro. Vabbè, ce la tiriamo, che c'è chi ce l'ha così, c'è chi ce l'ha così. Noi ce l'abbiamo d'oro, dorato, d'oro ed argento dell'800. Ciao, sono tornato. Qual è la frase che devo dire? Qualcuno avrebbe detto non torna più Sammy Varin, invece Sammy Varin è tornato. Potere al popolo, potere al territorio. Grazie ad Andrea che ci manda in onda e che è una cosa importante, direi, perché il regista è basilare in una radio. Un tempo, quanti anni fa, ci facevamo regia da soli, tiri sul cursore, tira giù il cursore, ma prendevamo anche le telefonate, c'era il preascolto, mandavi un pezzo e intanto prendevi le chiamate, no? Adesso mi potete anche vedere sul canale 252 del televisore, non è più così e ci vuole per forza 1, 2, a volte 3 registi in uno, certo, e quindi ringraziamo chi c'è dall'altra parte del vetro, che non c'è perché non si usa più neanche il vetro, porco d'un cane. Come va? Come state? Qualche giorno di vacanza, dicevo pochissimi, e Sammy Varin è tornato ed è cambiato il mondo, E il mondo è cambiato poi l'altro giorno, per cui c'è da commentare tantissimo. Da dove partiamo? Direi da ricordare che nella trasmissione di Sammy Varin siete voi i protagonisti. Chiamando 0292947222, tra pochi minuti entrerete in onda con Sammy Varin e anche con l'astrologa, perché giustamente dopo qualche giorno, pochissimi giorni di vacanza, Sammy Varin vuole riprendere guardando i pianeti. Che cosa sta succedendo? Che cos'è successo in queste settimane, ma soprattutto cosa succederà in quest'estate? Perché i fatti del weekend e quindi hanno sparato a Trump, ma per favore, è lui che si è sparato, potrebbero davvero cambiare il futuro? Tra pochissimo in diretta con Sammy Varin, il tempo della canzone indipendente, signori, e questo è un pezzo che molti di voi riconosceranno. È uscita la versione remix di questa canzone, potrei dire storica, anche se non proprio delle più famose, di Adriano Celentano. Ce l'hai Andrea, ce l'hai? Amore no!
Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Sì, non siamo all'osteria, ma signori, siamo con Sammy Varin in potere al popolo, e Sammy Varin ritorna. Ho cominciato io a farlo sto gesto molto da comunisti, però poi lo stesso Trump alla fine mi ha imitato, è tutto insanguinato, fight, in battaglia. È vero, in battaglia, siamo quotidianamente in battaglia, ma dobbiamo moderare i termini, siate più morigerati, troppa violenza, anche sto simbolo qua, in battaglia, quale battaglia? E Biden che ha detto nel mirino, Trump nel mirino, e poi gli hanno sparato davvero, o si è sparato da solo, o forse stiamo anche un pochino esagerando con sta menata di Trump, la stiamo mettendo più grave in fondo, gli ha beccato l'orecchio, cavolo! Questo ed altro grazie certo all'astrologa di Radio Libertà. La sentiamo ogni tot giorni, ogni qualche settimana, perché molte cose lei le aveva previste, era già tutto previsto, anche l'attentato a Trump, anche la debacle di Macron in Francia, che però resta il figo della situazione, perché sarà lui comunque a decidere cosa succederà. E Biden, poverino, che si è offerto di proteggere Trump, che bravo però, che gentile. E l'Europa, proprio questa settimana, bada bene, si decidono le nomine europee, soprattutto si decide chi tornerà a governare l'Europa. Ti sei tradito, Sammy Varin, tornerà a governare vuol dire che ci sarà la stessa di prima. Taccio di infinite cose, non sono io l'astrologa, ma è lei, Deborah Bellotti, signora delle stelle. Ciao Deborah. Ma buongiorno, sempre ben rientrato. Beh, grazie, qualche ora, qualche giorno di vacanza, così insomma, tanto per... Però adesso non andrò via più. Se andrò via vuol dire che andrà via proprio la radio, il segnale, che ogni tanto capita. Quindi tranquilli, saremo insieme su questa nave, per cui se a un certo punto la nave imbarca un po' d'acqua, ve ne accorgerete tutti quanti, ce ne accorgeremo tutti quanti. Intanto però, Deborah, prima di tutto sono io che ringrazio te per regalarci qualche minuto del tuo lavoro, della tua giornata, però sì, ci devi dire un attimo da dove vuoi partire, se da questa notizia che ha cambiato il futuro del mondo, qualcuno si azzarda a dire, quindi l'attentato a Trump, alla fin fine era prevedibile questo attentato a Trump, cioè andando a guardare i pianeti c'era qualcosa che, oppure è stato davvero un qualcosa che magari se l'è organizzato lui e quindi non era, era prevedibile per lui, se l'è fatto, sto scherzando. Deborah, da dove vuoi partire? Ma io inizierei appunto da Trump. Sì, era prevedibile, Sammy, nel senso che, vabbè, almeno parlo per me, poi dopo non lo so, però a livello astrologico, se non ricordo male, lo avevamo già menzionato febbraio-marzo, mi pare, di questo anno. Non credo che l'attentato se lo sia creato da solo, assolutamente no. Eh, Gli articoli poi di giornale ha cambiato il mondo, ma ti dirò, parzialmente non hanno tutti i torti, nel senso che questo evento ha creato uno spartiacque che sicuramente, quindi dal giorno dell'attentato, sabato, domenica mattina, notte da noi e quant'altro, adesso andremo incontro almeno a 4-5 mesi molto ribelli, molto rivoluzionari, molto complicati dal punto di vista politico. Per quanto riguarda Trump, io non mi sento di dire che è fuori dai guai, nel senso che il mese di agosto, il mese di settembre, ma io direi fino proprio al giorno delle elezioni,
dovrà veramente stare molto in guardia, perché la possibilità di un secondo attentato ci sarà. O se non sarà un attentato, sarà comunque una, come ti posso dire, un cercare di estrometterlo a tutti i costi. Tra l'altro abbiamo visto che Biden è in splendida salute, cioè è un uomo anziano che deve avere una grande demenza senile, insomma, pronunciata, e anche qui io aspetterei la fine di luglio, il mese di agosto, se vuoi anche gli inizi di settembre, per capire quale sarà l'andamento delle prossime elezioni presidenziali. Non ti nego, come già ti dissi a suo tempo, di non scartare l'opzione Kennedy. Ah, Non scartiamola, come non dobbiamo scartare la possibilità che tra questi 3, definiamoli litiganti, all'ultimo minuto, all'ultimo secondo possa, avvenire il colpo di scena ed eventualmente tirare fuori insomma dal cilindro una donna come presidente. È tutto in gioco, cioè fino all'ultimo minuto ne dovremo aspettare delle belle. Ho letto anche altri articoli che hanno detto: ah, se Trump fosse stato ucciso, ci sarebbe stata subito una guerra civile, ma in realtà è già presente la guerra civile, non solamente in America, ma anche in Francia, perché i francesi non possono dormire sonni tranquilli, perché anche qui dovremo aspettarci dei cambiamenti non indifferenti. Difatti, tra sì, dal 22 di luglio fino a tutto il mese di novembre c'è la possibilità che Macron possa decidere dimettersi da presidente della Repubblica. Perché con Mélenchon sicuramente non credo possano trovare un accordo. Allora, inizialmente forse daranno questa idea, ammettiamo anche che lo trovassero, ma con il passare ovviamente delle settimane si andrà completamente a sciogliere, ok? Quindi la mm. vedo bene. Questa è un po' quello che ci aspetta nell'arco dei prossimi mesi. Quindi insomma tante sorprese potrebbero esserci, cose che ora siamo qui a parlarne e magari nei prossimi giorni salta fuori davvero un Deus ex machina, una novità pazzesca. Certamente in Francia tutti ci aspettavamo la vittoria della destra, ecco, eccetera. La destra non ha vinto, ma hanno vinto tutti e non ha vinto nessuno, ma soprattutto ha vinto tra i vincitori quel partito filo islamico che certamente in Francia magari è normale, perché giustamente ci sono altre storie, altre tradizioni, eccetera, ma visto dall'Italia uno si chiede, cavolo, ma questi sono pericolosi, dove potremmo andare a finire? È stato questo Mélenchon qua il più votato proprio dagli immigrati, e praticamente hanno votato tutti quanti lui. C'è pericolo in questo senso, e quando dico pericolo evochiamo certamente, come dicevi anche tu, la violenza, un certo tipo di problematica che vediamo quotidianamente, però attenzione, quindi cosa potrebbe capitare in più, cosa potrebbe peggiorare la situazione,
Visto poi l'andamento andamento lento, come diceva una vecchia canzone, qui in Europa. Questa è la settimana delle nomine e si decide chi avrà di nuovo in mano le redini dell'Europa. E al momento, insomma, non è che ci siano notizie bellissime. Si sussurra addirittura che la Meloni possa votare sempre quella, signori, di prima. E sarebbe il colmo, certamente, perché si ritroverebbero la Meloni e il PD a votare la stessa persona. Non la voglio nominare. Non la nominala tu, io non la nomino assolutamente. Che cosa potrebbe accadere, signora delle stelle? Allora, io rimango della mia opinione che al posto della von der Leyen andrà un uomo, però ammettiamo il caso che venga rieletta, non durerà tantissimo, nel senso che comunque, ripeto, la Francia in un modo, la Germania in un altro, l'Italia in un'altra modalità, avverranno sicuramente delle ribellioni, del pestare i piedi, i pugni sul tavolo. Io ribadisco, per quanto lei possa essere favorita, io avrei onestamente proprio qualche dubbio che la facciano fuori, anche perché siamo nella fase, ripeto, di transizione dove stanno avvenendo tantissimi cambiamenti che poi ci porteranno ad avere, come te la posso mettere giù, Sammy, un lieve respiro nel 2025, ma saremo fuori da tutto questo caos solo nel 2026. Quindi sì, sì, è lunga, non è a breve, è lunghissima, ripeto, per carità la von der Leyen può piacere come non può piacere, discutibile, benissimo, però io dal mio punto di vista questa è una donna che, come ti posso dire, tra le righe, dietro le quinte, è già stata fatta fuori, ma già proprio in queste settimane. Come sono del parere che il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, allora molti dicono tiene il piede in due scarpe, in tre, in quattro. No, lei ha già capito da che parte andare, probabilmente all'ultimo secondo manifesterà questa sua intenzione, perché ormai i giochi si stanno facendo, diciamocelo chiaramente. Allora, abbiamo visto Trump, il pensiero comune qual è? Lo hanno praticamente tentato di uccidere, quindi prenderà più voti. Ok, Macron non viaggia in acque tranquille e abbiamo la Le Pen praticamente dietro le spalle. Scholz non si sta capendo quello che ha intenzione di fare, ma la Germania a livello industriale è a terra. L'Italia, vabbè, noi galleggiamo sempre, vabbè, grazie a Dio, per fortuna, però capisci i patrioti d'Europa che si sono uniti, quindi stanno cercando di prendere più seggi rispetto al PPE. Troppo caos, troppa carne al fuoco, quindi aspettiamocene, ripeto, delle belle. Ribadisco, io sulla von der Leyen ci vedo un uomo, lei per me non viene ricandidata. Qualora dovessi sbagliarmi, mi auguro di no, onestamente, mi auguro di no, insomma, durerà come un gatto in tangenziale, tanto per citare Cortellesi. Eccolo lì, e io non escludo niente, perché la tizia che hai nominato tu è donna, ma oggigiorno sono così di moda i coming out. Vedi Ralf Schumacher che ha appena detto condividere la vita con un compagno è la cosa più bella, e che ne sai, magari abbiamo pensato finora che fosse una donna e invece un uomo. Silenzio, noi scherziamo, noi sdrammatizziamo, noi siamo qua per smontare le vostre cognizioni. Ridammi le scarpe, o come disse Bennato tantissimi anni fa, restituiscimi i miei sandali, che è anche più conforme al caldo che fa. Qua ci fermiamo, vi abbiamo confuso abbastanza le idee? Non lo so. Deborah Bellotti, signora delle stelle, però può fare di meglio, e se volete una previsione personalizzata sul vostro futuro, cecchini a parte, uno magari anche curioso, la potete contattare personalmente. Deborah, vai con il tuo contatto personale.
Il numero di telefono è il 333 13 39 765. E naturalmente un grazie per la tua devozione verso Radio Libertà, e non finisce qui, certamente. Ci sentiamo nelle prossime settimane per vedere se l'avevi prevista. Ciao Deborah! Ciao Sammy, buona giornata. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Qui Parlamento. Colleghi, signor Sottosegretario, il decreto legge oggi in definitiva approvazione offre una prima e concreta risposta alle esigenze del settore primario, grazie allo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per i prossimi 3 anni a favore delle nostre imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, indebitate dalla crisi indotta dalle tensioni geopolitiche in atto e a causa degli effetti depressivi sui prezzi delle derrate agricole e del contestuale aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché anche dalle crescenti avversità climatiche, fitopatologiche, zoonotiche e che affliggono il comparto. In sede di conversione di legge, il provvedimento è stato in modo rilevante modificato grazie all'integrazione del lavoro parlamentare su questa proposta del governo, segno anche dell'attenzione posta dal Parlamento agli obiettivi perseguiti dal decreto legge con interventi ampi e diversificati. Si pensi alle misure che sostengono le imprese in difficoltà, quali in particolare la moratoria sui mutui e i finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che hanno subito un calo del volume degli affari, una riduzione della produzione o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria. Tale misura agevolerà un'azienda agricola italiana su 3. È stato previsto anche l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare, la destinazione di risorse alle ristrutturazioni delle imprese agricole del settore olivicolo, oleario, di quelle agrumicole, di quello lattiero-caseario, del comparto del latte ovino e caprino. Il sostegno ai produttori di grano duro dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura per il sostegno e lo sviluppo della filiera ittica, il contrasto alla proliferazione del granchio blu, i contributi per gli allevatori di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione. Altra previsione contenuta nel provvedimento in discussione e che riteniamo come Lega molto rilevante dal punto di vista economico è la destinazione delle risorse importanti per specifiche colture colpite da fitopatia, quali la peronospora, la flavescenza dorata della vite, la moria del kiwi, la xylella, nonché l'epidemia del bostrico tipografo che affligge i boschi e le foreste italiane. Le azioni per contrastare la brucellosi, la tubercolosi, particolarmente dannose per i nostri allevamenti. Per tutelare il settore suinicolo nazionale al fine di limitare i danni causati dalla peste suina africana è stato previsto un finanziamento del fondo per incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. E ancora il riconoscimento di un credito d'imposta nella ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché il potenziamento del Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causate da alluvione, gelo, siccità. La crescente instabilità delle condizioni meteorologiche renderebbe prioritario rafforzare a livello nazionale un meccanismo di sostegno assicurativo per il ristoro, spesso non quantificabile, dei danni in agricoltura che gli agricoltori non riescono a coprire con le loro polizze assicurative. Sempre sul fronte dei danni vale la pena anche ricordare l'allocazione di risorse aggiuntive per gli indennizzi per la siccità che sta devastando la Sicilia. Ed è proprio per tutelare la produttività che è stato prorogato al 31 dicembre 2025 la sperimentazione in materia di tecniche di evoluzione assistita che consentiranno di ottenere piante più resistenti alle malattie e più adatte a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico, riducendo l'uso di pesticidi, fitofarmaci e razionalizzando l'uso dell'acqua. Sono state altresì introdotte norme volte a garantire una maggiore trasparenza dei mercati, quali il rilancio del Granaio Italia, che prevedendo la registrazione informatizzata delle operazioni di carico-scarico dei cereali rafforzerà la tutela dei nostri produttori e agricoltori dalla concorrenza dei prodotti provenienti dall'estero, nonché per assicurare una migliore tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. È stato previsto il collegamento tra i registri dematerializzati di tali prodotti e lo schedario viticolo.
Il provvedimento in discussione pone l'attenzione anche sul grande tema della redditività delle aziende agricole, stabilendo che nella formazione del prezzo di cessione dei prodotti agricoli dal fornitore all'acquirente si tenga conto dei costi di produzione. Anche le imprese agricole subiscono, indipendentemente dalla loro organizzazione produttiva, quale ad esempio il costo delle materie prime. In riferimento alle pratiche sleali verranno rafforzate le azioni di contrasto nei mercati all'ingrosso e potenziare i controlli a carico dell'ICQRF e dell'Arma dei Carabinieri. Per combattere il caporalato sono state introdotte misure più efficaci, con l'istituzione di un sistema informativo pubblico dove saranno condivise le informazioni degli organismi statali e regionali a partire dall'INPS, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, collegandosi con AGEA e con un database informatico organico per prevenire e combattere gli abusi. Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Avete capito bene, questa è la mia musica e in effetti Sammy Varin nella trasmissione Potere al Popolo trasmette tutta un'altra musica. Ogni mezz'ora, dopo il cui Parlamento e quindi quei minuti passati collegandoci con il Parlamento per farvi sentire dalla viva voce dei nostri parlamentari che cosa succede, ogni mezz'ora trasmettiamo un brano indipendente. Che cosa significa? Lo dico per i nuovi ascoltatori, non certo per quelli storici che ben mi conoscono. Artisti indipendenti vuol dire artisti non legati da nessun importante contratto discografico, non facenti parte di quegli artisti per i quali scrivono sempre i soliti noti che poi ritroviamo certamente negli X Factor o addirittura negli Amici o nei Sanremi. Abbiamo ascoltato alle 13 la versione remix di un pezzo quasi storico di Adriano Celentano, Amore no, ma è la versione remix. Già, un remix che sta avendo un successo pazzesco, visto che è stato inserito in tanti meme, si chiamano così se non erro, di TikTok. Ebbene sì, e grazie a TikTok questa canzone Amore no di Adriano Celentano, roba datata 1900 quasi 80, 79, faceva parte dell'album Soli. E il pezzo Soli di Celentano è molto più famoso, certamente, ma è diventata famosa questa grazie proprio a TikTok e a questi meme, il remix di Pino Pischetola, veramente virale. Alle 13.30 abbiamo sentito invece la nuova canzone di Lisa Orefice, nel sottobosco profumatissimo degli artisti indipendenti italiani, è una delle voci più espressive, una dedica di rara bellezza a chi non c'è più, che non possiamo che fare anche nostra. Inseparabili, si intitola così la nuova canzone di Lisa Orefice che ha scritto insieme a Daniele Piovani. Quindi anche voi nuovi ascoltatori cominciate a imparare come funziona questa trasmissione. Commentiamo i fatti del giorno grazie ad alcuni ospiti e ne arrivano altri nei prossimi minuti, ma soprattutto grazie anche ai vostri messaggi, ai vostri WhatsApp. Il nostro numero è 340 6709 659, lo ripeto, memorizzatelo sul vostro cellulare, 340 67 09 659, oppure certamente la diretta, perché si può entrare in diretta con la vostra telefonata, come succedeva proprio ai tempi nelle vecchie radio private, radio libere veramente. 02 92 94 7222. Questo è il numero che, se chiamate anche in questo momento, vi risponde il regista, vi dice attendi un attimo in linea e vi ritrovate in diretta con Sammy Varin. 02 92 94 7222. Intanto però non possiamo far finta di niente, c'è la diretta. Che cosa sta succedendo mentre Sammy Varin blatera? E poi ripeto tutto il passato, quello che è successo in queste ultime settimane, cancellato completamente dall'attentato a Trump. Ma come faremo? Non ci faremo più una spaghettata antifascista? E come? La faremo doppia, perché Trump così vince le elezioni e quindi si è fatto l'attentato da solo, mangiamoci un po' di spaghetti antifascisti. No, intanto che io blatero succedono cose molto più importanti a cui bisogna dedicare almeno un minuto. Sono il civile De Luca, così il governatore De Luca, quello della Campania, ha accolto la Meloni a Napoli, e lei che lo ha invitato sul palco, che gentile, una foto con noi, si fanno gli scherzetti questi due, ricorderete la Meloni, lo scherzone che gli aveva fatto qualche mese fa. E vabbè, non abbiamo purtroppo l'audio del Sono il civile De Luca, ma chissà che ora di sera qualche giornalista professionista di altre reti lo trovi, ma abbiamo l'audio di quando invitano poi De Luca sul palco. Vieni a fare la foto con noi sul palco. Dai, sul cursore lo sentiamo. Presidente, vieni a fare la foto. Vieni a fare una foto con noi. E non vuole venire. Si vergogna. Alla fine arriva? Eccolo qua De Luca. Dice qualcosa ma non si capisce, insomma.
dopo la figura che gli ha fatto fare, sono il civile De Luca alla Meloni, ha detto qualche battuta ma non l'abbiamo carpita. La carpiremo, però questa era la lealtà giustamente del presidente De Luca, che non poteva far finta di niente, doveva pur controbattere, occasione d'oro. Aspettiamo di sentire la frasettina sibillina: sono il civile, non incivile, ma civile De Luca. Dai, sentiamo un po' di vostre voci. Chi vuole parlare con Sammy Varin, chiami adesso 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy, ben ritornato Lisetta. Oh, ben ritornata anche te, ciao. Allora, io volevo lanciare un SOS sui troppi morti, signor Sammy, che lottano per dire la verità, lottiamo per la sicurezza sul lavoro, noi altri che siamo qua. Allora, ogni giorno mi sembra che dobbiamo batterci senza sosta per una vera cultura della sicurezza, signor Sammy, un fenomeno, secondo me, che è diventato insostenibile. E serve stare uniti per perseguire l'obiettivo comune di una cultura sempre della sicurezza, che parte dal rispetto delle norme e prosegue con la formazione delle imprese e delle scuole. È fondamentale, secondo me, promuovere la salute sui luoghi di lavoro. In Italia si registrano 3 morti al giorno. Tutti insieme, signor Sammy, dobbiamo impegnarci al massimo per ottenere risultati, secondo me, e salvare vite umane. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Naturalmente, grazie, certo. La verità è che ci sono troppi furbetti nel nostro paese che non rispettano le leggi e qualcuno non si ribella a questo fatto perché semplicemente fa parte di quel giro e se si dovesse ribellare ne sarebbe buttato fuori, e se ti buttano fuori non ricevi più neanche quel poco di stipendio. La verità è che poi la verità della verità è che non si può certo azzerare il rischio incidenti sul lavoro, questo no, però ci si può ancora lavorare. 3406709 i vostri WhatsApp, i vostri messaggi certamente mi danno il bentornato, ma non sono mai andato via, il mio spettro aleggiava sempre su di voi. Sì, qualche settimana di vacanza, ma ci mancherebbe altro. Non me ne vado più, non vado via, sono qua. Cari eurofobi, gentili mica tanto picchiatori di inesistenti fascisti, in queste settimane se ne è parlato certamente, i fascisti, gli eurofobi, i picchiatori, Ilaria Salis, capite che adesso con sto attentato a Trump non esiste più neanche Ilaria Salis. E l'altro giorno l'editoriale del nostro direttore Sallusti, bellissimo, però sembra una cosa di 20 anni fa. Ilaria Salis, non è più picchiatrice, adesso è quella che ha occupato l'appartamento, che poi anche lì è tutto da dimostrare. È fuori posto, è fuori moda, è fuori tempo, come te, Sammy Varin, che ne vuoi ancora parlare. Guarda cosa mi scrive Francesco: Ilaria Salis ha trovato casa la tua. Spirituosen, veramente, sì, perché comunque in queste settimane ne sono girate di battutine su di lei e naturalmente poi vengono tutti quanti portati in tribunale dal papà, ma fa l'avvocato il papà, non lo fa, però è come se fosse il suo avvocato, certo. Anche lei, certo, mi ricorda Giulia, l'Ilaria Salis, ha pubblicato ben 2 libri in queste settimane: Le mie pigioni e 5 modi per collegarsi al contatore del vicino. E questo è in formato tascabile, molto comodo, no? E se state facendo qualche lavoretto siete degli spiritosoni. C'è anche il diario di Farla Frank. Wow, come dicevano i latini, le occupazioni abusive delle case vanno fatte cum grano salis. Ora io il latino l'ho studiato, non lo so proprio ancora benissimo, però dovrebbe esserci giusto. Sì, finale c'è. Cum grano salis. Capite che
tutte queste battutine su una sciura che poi alla fine avete votato voi in tantissimi, che ora si trova in Parlamento, quell'Europarlamento dove proprio nei prossimi minuti, nei prossimi giorni si voterà. E perché si voterà a Poro, a proposito, domani alle 13:30, restate su queste frequenze, perché avremo proprio un europarlamentare. Grazie al collega Antonino Danna sentiremo Anna Cisint, neoparlamentare, europarlamentare della Lega, appena eletta. Che frescura, e soprattutto che cosa ci dirà riguardo il futuro di questa Europa e soprattutto delle redini di questa Europa, perché se andasse su di nuovo ancora la von der Leyen, e di questo parleremo anche alle 15 con la Laura Ravetto, deputata della Lega, e cosa credete che non gliela faccio sta domanda? Cioè lei pari opportunità, certamente, qui e là, su giù, dovrebbe essere contenta. Se dovesse arrivare ancora la von der Leyen dovrebbe essere felice, una donna che guida l'Europa. Fammi star zitto. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Nando da Pioltello. E chi si risente? Ma già che sei un po' in difficoltà sull'Ursula von der Leyen, ho dato il telefono così dall'astrologia passiamo alla numerologia, no? Ecco. Nell'Apocalisse si dice che il numero dell'Anticristo è 666, lo sanno tutti, sì, no? Ma nella traduzione in lingua copta dell'Apocalisse si dice che il numero dell'Anticristo è 616. Se hai carta e penna a portata di zampa, scrivi Ursula von der Leyen in caratteri latini, cioè con la V al posto della U e la I al posto della Y. Quindi verrà fuori V uguale a 5, V uguale a 5, vabbè, ti dico solo i numeri, fai la somma: 5 più 5 più 50 più 5 più 500 più 50 più 1, 616. Sarà mica Ursula von der Leyen l'anticristo dei copti. Ciao Sammy. Mi viene da piangere, scusa, c'è un fazzoletto, non ho neanche portato un fazzoletto oggi, sono venuto in sandali, siamo in versione estate senza mi sono perso, però mi dicono che c'hai ragione, ma che sfiga, ragazzi, adesso tiriamo fuori anche l'anticristo. No, ma dite pure la vostra, 0292947222, e siamo proprio a quest'ora. Chi ci segue in diretta alle 13:52, c'è un po' di pausa, pranzo, magari avete appena guardato il telegiornale, avete riacceso la televisione sul 252 e guarda un po', è ritornato quel bell'imbusto di Sammy Varin. Oppure siete in auto, la radio DAB l'avete scoperta finalmente, che cazzo, è da 10 anni che c'è il DAB. Oltre all'FM, oltre alla M, c'è anche la banda DAB, DAB. Schiacciando DAB ti vengono fuori un fracco di radio nuove, oltre a quelle vecchie, e molte di queste sono tematiche, cioè c'è quella che mette tutta musica sinfonica, tutta musica rock, tutta musica anni 70-80, wow, e c'è quella che parla come Radio Libertà, appunto. Voi che ci seguite a quest'ora, abbiate pazienza, ma a quest'ora vi chiamiamo in causa. Anche nella replica dalle 5:30 alle 7:30 del mattino c'è di nuovo Sammy Varin, e potete chiaramente replicare quello che pensate chiamando 0292947222 o inviando messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro che queste cose che stiamo dicendo adesso non sono nulla, visto che in apertura sul Corriere, su Repubblica, c'è sempre il civile De Luca, il governatore che accoglie così Meloni a Napoli, e lei, la Meloni, lo ha invitato sul palco. Ma molto più importante per noi leghisti celoduristi è sicuramente la classifica dei sindaci del Sole 24 Ore. Ogni anno ci rompe le palle il Sole 24 Ore dandoci la sua classifica, e devo dire ce la tiriamo anche stavolta. Abbiamo perso Zaia, e non è più il numero 1, ma guarda un po', il numero 1 adesso è
Fedriga. Aleo, governatore della Lega in Friuli Venezia Giulia. È chiaro che Zaia l'abbiamo perso, nel senso che non è il numero uno, ma è sempre tra i migliori e soprattutto è quello che porterà l'autonomia al Veneto. Al Veneto sarà il primo che deciderà l'autonomia, anzi la sta già decidendo mentre io parlo, stanno già richiedendo le materie segretamente, perché non si può, e cosa fai? Non ci sono ancora i LEP, ma ce ne sono alcune di materie che puoi richiedere anche senza i LEP. Alcune materie si possono richiedere, ok? Però non bisogna farlo sapere, perché si incazza l'opposizione. Mamma mia, se si inganno non so. Niente, non stavo dicendo niente, va bene? Comunque, complimenti, scherzi a parte a Fedriga, chiaramente uno dei governatori più amati, sì, nonostante la storia del Covid. Vabbè, si sbaglia, scordiamo giù passato. Durante il Covid abbiamo fatto tanti errori, se ne sono fatti, perché sei diventato terrone che stai parlando del Friuli Venezia Giulia, non lo so, e lasciami stare. WhatsApp al 340 6709 659. Cos'è che scrive questo? Essere contro la destra o essere alternativi alla destra? Ecco, qui torniamo un po' anche sull'argomento del giorno, e quindi la mancata uccisione di Trump, perché qualcuno lo voleva proprio far fuori, dici, oppure si è sparato da solo e quindi giustamente non si è fatto tanto male. Però è tutto un sintomo, e oggi sui giornali lo trovate questa cosa, della violenza che c'è anche nei nostri modi di parlare, anche questo cenno in battaglia che facciamo noi da sempre. Sammy Varin lo ha sempre fatto, in battaglia, e Sammy Varin, sei stato violento, poi dopo di te sono arrivati quelli di Potere al Popolo, che a Azzolina sono anche andati bene, non Potere al Popolo ma la sinistra nelle ultime elezioni europee, e cavolo, se è andata bene. E anche Trump, che insanguinato ha fatto il pugno così, dicendo fight, se la sapeva diceva anche lui potere al popolo, e invece ha detto fight. Stiamo diventando troppo violenti, dite voi? Ditemelo tranquillamente, come mi scrive Luca al 340 6709 659. Via, che sono i complottisti. Vabbè, ho citato Fedriga, e sappiamo è amato e odiato, ma è molto più amato, visto che è il governatore italiano più amato. E dici niente. Via. Cos'è che scrive? Via alla dissoluzione degli equilibri naturali. Questa è una meditazione molto importante. L'ha fatta secondo me Ruggeri, o qualcuno tipo Ruggeri. Sì, l'avvelenamento di principi e valori secolari. Ci avvelenano l'atmosfera, ci avvelenano il cibo, ci avvelenano il sesso, già, perché non lo facciamo più normale il sesso, bisogna farlo strano per forza, e ogni giorno facciamo outing, e certo, lo ha fatto anche il tizio lì famosissimo, figlio del pilota, e cosa c'è di male? Sto con un compagno, e non intendeva mica un comunistaccio, no, ci avvelenano la musica. Anche questa bella meditazione, ci avvelenano la musica. Che cosa ci fanno ascoltare? Ieri sono andato sul fiume Ticino, volevo fare un bagno fresco, ragazzi, se andate nel Ticino, se la corrente non vi porta via, ragazzi, l'acqua è di un fresco, ma la musica era sempre quella. Tutum, 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 tum, tutum, tutum, tutum. Cioè, latinoamericano. E cosa devo dire? Adesso il mondo è dei latinos, ti menano se non fai il bravo, ti rapinano, ma quasi sempre si picchiano tra di loro, non rompono molto. Però ogni posto dove si può fare una grigliata è occupato dai latinoamericani, che giustamente le tradizioni si portano anche la loro musica. È vero, la musica è assassinata ormai da questi ritmi, ma soprattutto dai soliti che scrivono i soliti testi, che parlano delle solite cose,
con i soliti cantanti che hanno questo modo di cantare assurdo, ma siamo noi che siamo grandi e forse un po' vecchi. D'altronde mi ricordo come fosse ieri a Radio Milano Caponord, emittente di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, quando nei primi anni '80 Sammy Varin con il papà Piero, mio padre, facevamo insieme una trasmissione ed era una gara tra la musica anni '80, perché eravamo negli anni '80, e la musica anni '60, che era quella di mio padre. Vincevo sempre io con la musica degli anni '80. Se oggi facessimo la stessa cosa con i giovani, se portassi qua i miei figli Tabata ed Elia, sono certo sì che vincerebbe la musica di oggi, e soprattutto quella carissima signorina che sta facendo concerti a tutto spiano uno dietro l'altro a Milano, e gli stanno facendo complimentoni, nessuno che la critica, che ne parla male, ma no, scrive belle cose e parla di noi, della nostra vita, e sfido, e questa ci porta un indotto di milioni di euro, alberghi, camere, prezzi decuplicati finché canta la sciura. Lasciatela cantare. Noi però la musica la trasmettiamo diretta e diversa. Restate lì, perché dopo il Qui Parlamento vi faccio un esempio di ciò che vi trasmettiamo. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il gruppo Lega Salvini Premier voterà contro le pregiudiziali presentate dall'opposizione al decreto legge 89 del 2024. Il provvedimento soddisfa tutti i presupposti per essere applicato in quanto importantissimo, indifferibile e urgente. Le disposizioni contenute sono rilevanti e di estrema importanza per le infrastrutture strategiche e per gli investimenti nel nostro Paese, nonché per l'efficienza del procedimento penale e per la tutela delle associazioni e delle società sportive. In particolare, in tema di infrastrutture, dopo la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie, con periodo regolatorio quinquennale scaduto il 31 dicembre 2023, con l'articolo 8 del decreto legge 30 del dicembre 23, numero 215, è diventato indispensabile e urgente introdurre una specifica disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie, con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo iter debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024. La riduzione dei tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi e il tempestivo avvio dei lavori sono indispensabili. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche in risposta ad una interrogazione del PD in Commissione Ambiente, ha ribadito l'impegno del Governo per la protezione ed esecuzione dell'intervento sulla Tirrenica, un intervento a lungo atteso, molto importante per lo sviluppo infrastrutturale dell'Alto Lazio e della Toscana, in grado di coniugare lo sviluppo economico e maggior sicurezza della viabilità, visto che per molti chilometri tra Pescia Romana e nel Lazio e Orbetello Fontebranda, la strada in cui tratti è addirittura ad una sola corsia per senso di marcia e vi si affacciano passi carabili e abitazioni e aziende con tasso di incidenti elevatissimo. Poi che dire dell'importanza della realizzazione del ponte di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, un'opera essenziale non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, per completare il corridoio europeo scandinavo-mediterraneo, sia stradale che ferroviario, già inserito nella rete TEN-T da oltre 20 anni. Si tratta di un'opera rilevante per garantire la libera circolazione delle merci e delle persone
e rafforza la crescita, l'occupazione, la competitività del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea. La possibilità di realizzare il collegamento per fasi costruttive è indispensabile per rispettare i tempi di realizzazione, anche in considerazione del grande lavoro che si sta facendo per l'adeguamento del progetto ai nuovi standard ambientali e di sicurezza. La revisione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, definendo i criteri da rispettare per la predisposizione di un piano di realizzazione, è indispensabile e urgente per l'efficientamento dell'operato degli stessi e per l'utilizzo delle risorse disponibili, soprattutto con riguardo all'elevato numero di commissari e all'importanza delle opere a loro assegnate. Purtroppo, anche per la necessità di semplificare l'apparato normativo del Paese in tema di opere pubbliche, che negli ultimi decenni è stato rilevante. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Siamo dentro al tornado? No, è dietro di noi. Si sta avvicinando! Quest'estate Siamo alle prese con la tempesta del secolo. vivi il lato più oscuro della natura. Hai mai visto una cosa simile? Sono gemelli! Si fondono. No! Attenzione! Più veloce! Twisters, dal 17 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 14 giugno al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. A luglio alla NASA serve uno specialista in marketing. L'altra storia dell'impresa. Dobbiamo girare una versione di riserva dell'allunaggio che ha cambiato il mondo. Vuole dire un falso? Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson. Ogni cosa che abbiamo sacrificato non sarà servita a niente. Fly Me to the Moon, le due facce della luna, dall'11 luglio al cinema.
La semplicità a noi piace, ci piace tantissimo, anche dal punto di vista musicale, senza arzigogoli strani, quel coso che ti modifica la voce, ma che palle ragazzi! Vogliamo essere noi stessi, ascoltare buona musica, ma soprattutto farvi scoprire artisti che normalmente se sentite RTL o Radio Italia Solo Musica Italiana, no, non passano. E chissà come mai, boh, almeno per ora. Gli facciamo gli auguri a Chiara Amici, Chiara con la K, l'abbiamo con noi, ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Prego, in attesa che anche le grandi radio si accorgano di Chiara e qualche programmatore musicale probabilmente sta già pensando, visto che ci spiano i colleghi storici di Sammy Varin, ci ascoltano e quindi si ispirano anche, questo è bello, ai nostri artisti. Chiara Amici, Chiara con la K, con la nuova canzone che si intitola Portami a ballare, cantautrice napoletana brianzola d'adozione. È vero, Chiara? Sì, esatto, sono da un paio d'anni in Brianza perché sono anche un insegnante, quindi sono lì per lavoro. Bellissimo! Insegnante di cosa? E noi siamo curiosi. No, insegnante di sostegno. Al momento sul sostegno e sono felicissima, è un lavoro che mi gratifica tanto. E questa è la cosa più bella che una persona possa fare. Penso il massimo che si possa fare. Quando fai l'insegnante di sostegno fai un qualcosa che è apprezzabile sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto ti svela un mondo che per noi, che magari non siamo a contatto con persone con qualche disabilità, quasi non esiste. Per fortuna ne parliamo spesso su queste frequenze perché abbiamo proprio una trasmissione dedicata. Chiara Amici con Portami a ballare, napoletana ma diventata brianzola in questi anni. Ci devi parlare di te e soprattutto di questa canzone che veramente parla di libertà, di autonomia, e ci piace sto termine, non so come mai, autonomia, spensieratezza, che solo l'estate e qualche giorno di vacanza ci possono regalare. Come hai voluto raccontare questo pezzo, ma soprattutto i complimenti già stanno arrivando, perché è una canzone vera, perché non ti sei inventata modi strani di cantare come alcuni giovani ci vogliono imporre, anche a noi più grandicelli e che non riusciamo a digerire, ragazzi. Malox, citrosodina, go-go, ma non riusciamo proprio. Come mai non segui queste mode? Perché magari seguire certe mode più di gioventù ti porterebbe a pescare in un mare più interessante e gioioso. Chiara? No, allora, io sono solita comunque raccontare me stessa, nei miei brani e ciò che mi ispira è ad essere il più naturale possibile. Ovviamente, quello di cui parli tu è, comunque la lotta interiore che viviamo un po' tutti noi artisti emergenti. Devo compiacere me stesso o la richiesta del pubblico, anche se poi appunto, come dici tu, il pubblico, noi siamo sempre quasi, tra virgolette, passami il termine, manipolati da quello che è la richiesta del mercato, ecco. Io cerco sempre di essere me stessa, perché comunque penso che non abbia poi senso fare quello che faccio se devo solo compiacere la richiesta del mercato. E quindi appunto con Portami a ballare ho portato la spensieratezza, anche con un messaggio comunque motivazionale, che è quello di cercare di essere felici anche da soli, nel senso che di essere pieni come persone, ed è una cosa che ho imparato negli anni e ad oggi mi sento felice grazie a questo percorso. E questa è un'altra riflessione interessante, perché molti artisti la menano con sto amore, cuore, amore, e sono innamorato, e mi hai lasciato.
Oh ragazzi, ma si sta anche bene da soli, con noi stessi e con i nostri pensieri, litigando anche con noi stessi. Si può anche parlare da soli, sì, ma quando inizi a parlar da solo magari qualche dubbietto diceva forse mi prendo un gatto o un cagnolino, però stiamo scherzando, veramente si sta benissimo anche da soli, quindi basta con queste menate e se avete anche voi qualche dubbio sui vostri errori andate a cercare sugli store digitali questa canzone Portami a ballare di Chiara, scritto con la K che di cognome fa Amici, e vi aiuta un attimino a menarvi via, anche perché, ragazzi miei, siamo in estate, fa un caldo boia, c'è l'anticiclone cattivo in queste settimane, pare che non ci voglia mollare, ma come non piove più? Ma dai, ma eravamo così abituati a beccare l'acqua. Ho fatto qualche vacanza in luglio sempre sotto l'acqua, ho fatto il bagno sotto l'acqua e mi piaceva e godevo, bagnato dall'alto e bagnato pure di sotto. Ma che bello, che delizia, che tormento. Cerchiamo di menarci via con la musica, ma soprattutto andiamo a cercare questi tesori musicali che Sammy Varin vi propone. Io ogni mezz'ora, Chiara, mando in onda un artista indipendente e uno al giorno lo inserisco in programmazione con l'intervista, facendo 4 chiacchiere, perché vi dobbiamo davvero scoprire, lanciare, ma soprattutto ricordando a chi ci segue e ci ascoltano nei modi più strani, sai che siamo in televisione, sul canale 252, siamo nelle autoradio, nella banda DAB, ma siamo anche su Facebook, su YouTube, quindi il retaggio è veramente vario e variegato. Ricordiamo davvero che questi sono artisti particolarissimi, che non devono niente a nessuno, non hanno fatto nessuna promessa a questo o a quell'altro, parliamo da gomblottista, potere forte, per cui l'unico potere che hanno loro è di trasmettere un qualcosa che gli altri non possono fare, perché sono legati da altri interessi e la magia che fanno questi artisti è che molto spesso parlano anche di voi, parlano davvero dei vostri sentimenti, cosa che accade sempre meno sentendo gli altri, quelli che ti fanno la musichetta molto più giovanile, ma poi ti accorgi raccontano le solite menate. E quindi Chiara, Amici, Chiara con la K, dove ti possiamo trovare, dove ti possiamo cercare sui social, ma semplicemente, ragazzi miei, voi che non siete più ventenni, c'avete però YouTube, e su YouTube scrivete Chiara con la K, Amici, Portami a ballare e salta fuori pure lì. È facilissimo, ragazzi. Che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, salta fuori. Chiara, dove ci troviamo? Dacci i tuoi connotati. Allora, appunto, sono purtroppo per fortuna ovunque, sono su Instagram, Facebook, sempre come appunto Chiara con la K, Amici tutto attaccato, non c'è riferimento al programma televisivo, appunto, veniamo dal nulla, mi sono fatta con le mie mani da sola e quindi anche su Spotify e tutti gli altri store digitali, siamo su YouTube, quindi mi potete trovare ovunque, soprattutto con quest'ultimo singolo e anche con gli altri singoli. E ti ringrazio tanto e ringrazio Radio Libertà per quello che fate, sia per me, ma parlo penso a nome di tutti gli artisti emergenti, perché siamo tanti e stiamo combattendo con le unghie e con i denti, però c'è anche tanta solidarietà, voglia di fare un sacco di bei contenuti, trovo anche nei miei colleghi, quindi Vero, dai. vero. Contenuti, come dicevo, molto spesso molto più veri rispetto ad altri colleghi ben più famosi e conosciuti attraverso le solite radio molto più conosciute della nostra. Ti dovrei lasciare, ma non ti lascio perché nel frattempo tramite WhatsApp al 340 6709 659 ci sono arrivati dei messaggi che ti fanno i complimenti sia per la musica che per il lavoro che fai, insegnante di sostegno, dicevamo, e uno in particolare ti chiede, ed è una bella domanda visto che parliamo molto spesso anche su queste frequenze di disabilità, che cosa c'è ancora
da fare, perché c'è da fare moltissimo, ce ne accorgiamo quotidianamente con tanti vostri interventi, purtroppo molto spesso di persone che ci vivono quotidianamente nella disabilità. Su cosa c'è ancora da lavorare? La prima cosa che ti salta in mente, stiamo lavorando bene, e qui ti parlo certamente di leggi, di governo, stiamo lavorando male, e qual è la prima cosa da fare se tu fossi, ad esempio, ministra della disabilità, e salutiamo Alessandra Locatelli che sentiamo spesso su queste frequenze, che si dà da fare, ma siamo certi non basta. Chiara. Assolutamente, c'è ancora tantissimo da fare. La prima cosa che mi viene in mente è fare tanta informazione e sensibilizzare ancora di più, perché poi mi rendo conto quanto in realtà soprattutto i genitori io ovviamente parlo da insegnante, quindi i genitori di questi ragazzi con disabilità spesso non abbiano gli strumenti, perché non sempre sono supportati nel modo giusto e nella misura giusta. Sensibilizzare anche i ragazzi stessi, perché i ragazzi poi si sentono diversi. Ovviamente sono stati fatti tanti passi avanti, però non basta mai, come dici tu, bisogna continuare giorno per giorno, soprattutto sulla sensibilizzazione. Questo è veramente fondamentale, secondo me. Quindi avete sentito da una parte anche la figura del caregiver, questo nome così complicato, ragazzi. Ho appena imparato a nominarlo, non dimmi che ho di nuovo sbagliato, perché io dicevo caregiver, no? Caregiver, che sarebbe l'accompagnatore, giusto? Che può essere un genitore, un familiare, o comunque chi dà una mano alla persona disabile, giusto, Chiara? Sì. Sì, non servono tanti nomi, chissà quali paroloni, aiutarli davvero sul concreto e aiutare questi ragazzi comunque a viversi le cose, la vita normalmente, perché si può, è possibile ad oggi, non ci sono più tutti questi ostacoli se non nella nostra mente. È vero, è vero, è vero. E per fare questo, certo, parlarne, e aggiungo io, tirando un po' anche la polemica, ospitarli più spesso anche sui grossi e grassi mass media. Ecco, io ho notato che si sono fatte battaglie molto importanti per altri generi, per altre situazioni, a volte per altre mode, lasciamelo dire, ma quando si parla di disabilità è rarissimo vedere un disabile in televisione o su un palco, forse perché fa fatica a salirci, non penso proprio, a condurre una trasmissione, perdonami, mi sembra strano tutto ciò, incomprensibile. Tra poco ci saranno le Paralimpiadi, speriamo che tutto questo aiuti ulteriormente, però ecco, mi viene da dire che ci siano interessi, forse ci sono delle mode più forti, e il disabile non è di moda, sei in carrozzina, che palle, che cavolo, sei down. Per fortuna c'è Pizza Out che ha rilanciato molto forte, ecco, questa disabilità, sanno fare le pizze, ti sanno servire e sanno parlare, sono persone come noi, incredibile. Fateci un giro da Pizza Out a Monza, anche se adesso li sentite da tutte le parti, vi girate la pizza di Pizza Out, ragazzi miei, è diventato un business, ma tacciamo di infinite cose. Sammy Varin, sempre devi fare polemica. Mi fermo, Chiara, l'ultimo minuto tutto tuo, chiudi tu che io mi vergogno. No, niente, ringrazio ancora, davvero. E appunto, come dicevi tu, sono d'accordo su questo messaggio. Cerchiamo appunto di spingere, sostenerci, perché siamo circondati da diciamo il mercato grande, appunto, quello inaccessibile, e tutto ciò che non permette a chi appunto che sia una persona con disabilità, o appunto nel caso degli artisti emergenti che non vengono quasi mai considerati, ma in realtà non parlo ovviamente solo di me, ma ho tantissimi amici che hanno tanto da dire, tanto da dare, veramente basta sostenersi, aiutarsi l'un l'altro, e basta davvero poco. E facciamo squadra tra artisti indipendenti, cercando Chiara con la K Amici e parlando un po' più spesso anche di disabilità. Grazie Chiara Amici, portami a ballare. A prestissimo! Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
tutti questi complimenti alla Chiara Amici, vabbè, no, però è piaciuto questo parallelismo di disabili non si parla mai. Non fanno business gli artisti indipendenti, non fanno business i disabili, ci sono altri business e non pensare sempre alle stesse cose. Capri, Matteo Salvini scatenato all'anima e core che intona Ossurdato innamorato. Bisogna cedere ogni tanto. C'è il filmato? Non c'è il filmato e non me lo faccio mica vedere il filmato. Si scherza, però è tutto vero. Parata di VIP sull'isola di Capri, Simona Ventura in luna di miele con Giovanni Terzi, Emma Marrone e Rocco Ante, riflettori però sul vice premier in vacanza con la compagna Francesca Verdini. Qualcuno pensa già, chissà adesso cosa avrà fatto, cosa avrà detto Matteo Salvini, un altro papete, tutti che aspettano il papete, sto cavolo di papete. Non ha resistito al ritmo coinvolgente di una delle più celebri canzoni napoletane della storia, non posso che essere d'accordo. Mio bisnonno Giovanni la suonava alla chitarra e io la cantavo con lui, avevo 6-7 anni, non capivo, povero Sammy. Così il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha intonato Ossurdato innamorato, divertito dall'atmosfera della taverna Anima e Core a Capri. Ullala, Repubblica, fa le pubblicità però, dove è in vacanza con la compagna Francesca Verdini coinvolta nell'esibizione canora. C'è la foto, guarda la foto, cantano insieme Oi vita mia. E ripeto, per una persona come Matteo Salvini che le tradizioni, le lingue, i dialetti, ragazzi, siamo nati con questo. Noi come radio, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, la secessione, ne abbiamo passati di tutti i colori, ma siamo stati la prima e siamo tuttora una delle pochissime radio che trasmette anche musica in lingua e non soltanto in bergamasco arcaico, ma anche in napoletano, in siciliano, in calabrese. Non ci credi? Ascolta più spesso Sammy Varin e te ne rendi conto. La prossima settimana mi pare che abbiamo un artista meridionale bravissimo. Fatto sta, vedremo questa sera su tutti i telegiornali Matteo Salvini che canta Oi vita mia. A proposito di eventi targati Lega sul territorio, il Sammy Varin è specializzato in tutto questo. Ringrazio gli amici che mi fanno avere le segnalazioni tramite WhatsApp 340 6709 659, ma se avete qualcosa sulla punta della lingua potete tranquillamente dirmelo al volo chiamando 02 9294 7222. Chi mi segue in diretta alle 14:26, il bello della diretta è proprio questo: entrate e mi dite cosa volete dirmi. Vi rammento che proprio oggi, lunedì 15 luglio alle 21, ritorna la sezione della Lega, non va in vacanza, almeno per il momento. La serata in sezione alla sede della Lega di Milano, Viale Toscana 12, sarà con Federcasa, l'impegno per i cittadini lombardi. Presente il direttore di Federcasa Lombardia, Alan Rizzi. Bella occasione per parlare di casa, per parlare anche, perché no, di chi la casa la occupa e viene eletta all'Europarlamento e non se ne parla più adesso perché si parlerà soltanto di Trump. Ma per quanto? Un giorno, una settimana, un mese. E sono curioso anche di questa cosa, perché poi tutte le altre notizie sono state completamente cancellate, proprio una riga gigantesca. Questa sera, ore 21 a Milano, Viale Toscana 12, che è la sezione milanese della Lega, una delle sezioni della Lega. L'appuntamento è proprio per parlare di casa con il direttore di Federcasa Lombardia, Alan Rizzi. Ma tra gli eventi targati Lega sul territorio, è stato questo appena concluso un altro weekend di belle feste sul territorio targate Lega. Fate un giro sul sito Lega Online per saperne di più. Sabato 20 luglio, questo 20 è il sabato che arriva alle ore 8 di sera, si mangia con la Lega al Reds Aperitivo and Music di Colleretti
Colleretto Giacosa in provincia di Torino. Se siete in zona, 2 antipasti, un primo, un secondo caffè e drink a 30 euro, chiaramente con una sovvenzione alla Lega del Piemonte. Sabato 20 luglio, ore 20, al Rez, gran aperitivo e music di via Ribes 2 a Colleretto Giacosa in provincia di Torino. Si mangia e si beve con la Lega. Se siete a casa in agosto, come lo sarà il sottoscritto Sammy Varin, gli eventi sul territorio targati Lega non mancano, e certamente è ormai storica la festa della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Lo so, non è più della Lega, Pontida, quante palle, rompete le scatole, perché non abbiamo vinto le elezioni a Pontida quest'anno? Era la prima volta, succede, allora la festa la facciamo lo stesso, 26esima festa di Pontida, dall'8 al 15 agosto a Pontida, in provincia di Bergamo, area feste, via Convento, ciapala lì, mentre non si sa niente ancora sulla Pontida nazionale. È vero, ancora non so niente, ma bada ben, sono certo, nelle prossime settimane si snocciolerà la nuova data. A proposito di feste della Lega, ancor prima di quella di Pontida, dall'8 al 15 di agosto, arriva quella di Ghisalba. Siamo sempre in provincia di Bergamo e i bergamaschi ce l'hanno veramente duro sotto questo punto di vista. Le feste non mancano. Dal 2 al 4 agosto, area feste, via degli Albarelli, festa della Lega a Ghisalba in provincia di Bergamo. Ultima segnalazione, sempre per i primi giorni di agosto, questa volta a Colico, provincia di Lecco, e ne parliamo, voglio un responsabile organizzatore che me ne parli, il Festival Lago e Valli, 30° anno di questa festa provinciale della Lega a Colico, presso il Pala Legnone, in viale Padania. Guarda un pochettino, questi termini si usano ancora. Vogliamo abolire quelli di sinistra e quelli di destra, lasciane stare. 1, 2, 3, 4 agosto, Colico, Palalegnone, Viale Padania. Grande festa provinciale della Lega. Lago e Valli. Avremo modo di parlarne. Ora ci fermiamo per qualche minuto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno a tutti carissimi amici di Radio Libertà, me l'avete chiesto da tanto tempo e finalmente è arrivata la nuova produzione. Di che cosa? Di ACEOC2, il nostro trattamento contro i dolori articolari a base di collagene nativo standardizzato, non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, estratto di boswellia titolato al 65%, frassino, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3. A che cosa serve questo integratore alimentare naturale? Serve per tutte le persone che hanno problematiche di artrosi, di dolori articolari, di quei dolori alle ginocchia, alle anche, alle spalle, alla schiena che non ci consentono il regolare movimento. Questo perché? Perché dai 40 anni in su inizia quel processo di invecchiamento naturale che fa sì che le nostre cartilagini, che non sono altro che dei tessuti che rivestono le articolazioni, si vadano a sgonfiare, si vadano a danneggiare a causa della non rigenerazione del nostro collagene. ACEOC2 è completamente differente da qualsiasi altro trattamento contro i dolori articolari, è differente da qualsiasi altra cosa perché il meccanismo di azione dell'UC2, di questo collagene nativo, non denaturato, non standardizzato di tipo 2, è completamente differente da tutti quei prodotti a base di collagene marino che si trovano sul mercato. Quindi dimenticate, è un processo di azione completamente diverso e straordinariamente e veramente efficace. Come fare per prenotarlo? Innanzitutto di ACEOC2 se ne devono assumere non più di una compressa al giorno perché è concentratissimo.
Quindi una confezione, 30 giorni di trattamento per voi di Radio Libertà, 35 euro, ma la grande offerta che io stamattina voglio fare per voi, attenzione, segnatevi il numero 030 68 40 408, è questa: 90 giorni di trattamento a un prezzo straordinario di 79 euro al posto di 105 euro. Potete prenotarlo anche per il mese di settembre. Stamattina lascio valida questa offerta soltanto per voi. Chiamate ora 030 68 40 408, dite ascolto Radio Libertà, avrete il trasporto in omaggio e anche un simpatico omaggio da parte mia. Buona mattinata a tutti. Qui Parlamento. Presidente, nel fine settimana mi sono recato a Macugnaga a verificare direttamente con i miei occhi le condizioni seguenti all'alluvione del 29 del mese di giugno. Ho potuto trovare una situazione di grande dignità nelle persone che si sono impegnate, soprattutto con i volontari e soprattutto proprio con lo spirito che caratterizza le popolazioni di montagna, per ripristinare velocemente i servizi e per ripristinare velocemente l'agibilità dei luoghi. Sono condizioni però di estrema difficoltà quelle che ho verificato e devo dire il Comune non può sollevarsi con le proprie gambe da solo, perché sono dimensioni troppo grosse. Sono stati fatti interventi di somma urgenza, di cui ovviamente siamo soddisfatti, l'intervento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ripeto, dei tanti volontari, l'antincendio boschivo, però ci sono dimensioni veramente che non esito a definire catastrofiche, con anche rischi di cedimento ulteriore della montagna per la grande quantità di distacco di massi e di enormi, ciclopici dimensioni di massi che si sono spostati con lo straripamento del fiume Anza. Ecco, su questo ho chiesto già l'intervento del Ministro Musumeci e intendo con questo mio ulteriore intervento ulteriormente sollecitare l'attenzione del Governo e una presenza in loco. Ci sono aspetti di solidarietà che vengono dati alle popolazioni colpite da una calamità naturale che assumono maggiore significato se sono dati nella imminenza dei fatti accaduti. Si aspetta troppo ad andare nel luogo, se passeranno ancora giorni prima di andare nel luogo, temo che l'effetto possa essere quello invece di chi risulta distratto rispetto alle difficoltà che un territorio e una terra sta vivendo. Quindi sollecito ancora una volta il Ministro Musumeci, nella sua funzione di Ministro della Protezione Civile, ad andare in loco, a verificare lo stato dei fatti e certamente il Governo a provvedere, come Macugnaga, anche nelle altre realtà colpite dall'alluvione del 29 di giugno, a tutte le necessarie risorse per consentire non solo il ristabilimento dei luoghi, ma anche certamente di potersi economicamente rialzare quelle comunità che vedono ormai pregiudicata la stagione estiva e temo anche quella prossima invernale. Qui Parlamento.
Io l'ho soprannominato molte volte il DJ pazzo, un pazzo, criminale no, non ancora per fortuna, però scherzi a parte è davvero bravo, lui fa il DJ ma si inventa melodie e tecnologia pura, roba che noi non siamo capaci neanche di imitarlo lontanamente, però ci piace seguirlo nelle sue evoluzioni musicali. Si fa chiamare Gabry con la Y, The Sound, Gabry The Sound, lo trovate facilmente sul suo canale YouTube ma anche su tutti gli store digitali. Questa è 6K, ok? E questa melodia ci ricorda anche, non ve lo volevo ricordare perché volevo far finta di niente, ma preparatevi, voi che avete un televisore vecchio, non dico il Mivar, che qualcuno ce l'ha ancora, attenzione perché dal 28 agosto ci saranno altre novità, arriva il nuovo digitale terrestre, una svolta importante nella trasmissione dei canali Rai e non soltanto, ci sarà il primo MUX in DVB-T2, che chiaramente è una ricetta calabrese che poi vi racconterò nella mia trasmissione delle 12:30. Che cavolo è questo DVB-T2? Mi fa paura soltanto a nominarlo. Se avete un televisore vecchio, sappiate che è possibile che dal 28 agosto qualche canale lo perdete. Tu dici è meglio perderli che trovarli, alcuni canali. Hai ragione. Qui ci fermiamo perché è tempo certamente di Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. Le tradizioni, certamente. Sammy Varin torna in onda su Radio Libertà. Ben ritrovato al mio pubblico, quello delle 14:40, ma anche quello della mattina. Lo sapete, siamo in replica all'alba e quindi buongiorno, ben svegliati, buon lavoro, buona giornata. Ti è un'altra giornata con sto caldo e non c'è via di scampo. Volevate il caldo, è arrivato. Si parla di territorio, si parla in questo caso con la regione Toscana, si parla con un esponente della Lega in regione Toscana, consigliere regionale, in questo caso dall'Isola d'Elba. Lo abbiamo ospitato molto spesso su queste frequenze. Con noi Marco Landi. Ciao Marco! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Ehi, ben ritrovato e prima di tutto dimmelo subito, fa un caldo cane anche dalle tue parti oggi? Beh sì, guarda, oggi ho la fortuna di essere ancora all'Isola d'Elba e vado a Firenze più tardi, quindi ancora per mezza giornata almeno un po' di brezza marina arriva. Comunque il caldo è arrivato e bene così, insomma dai, l'estate ci vuole e bisogna sperare nel tempo bello fino almeno ad ottobre. Sì, per la stagione, soprattutto con un grandissimo saluto naturalmente per chi ci segue sull'Isola d'Elba, anche lì arriviamo sul canale 252 sulla Radio DAB, tutti coloro che si possono permettere qualche giorno di vacanza, chiaro, al mare c'è la brezza che rende tutto più bello e poi cosa ce ne frega, ci si butta in acqua. Chiaramente abbiamo avuto anche tanta acqua e quindi penso che i gomblottisti di questa e di quell'altra parte forse potranno starsene un po' zitti, penso che mai come adesso si sono riformati ghiacciai, neve, fiumi. Speriamo veramente soprattutto che si sia un po' placato questo tempo cattivello e che non faccia più scherzi come ha fatto nelle scorse settimane. Intanto Marco, gli scherzi arrivano direttamente dalla Toscana e purtroppo non sono scherzi. Ho appena letto che in Toscana ci sono le tasse più alte, con la sanità che resta nel caos, un buco di 500 milioni, ma chi lo sapeva? Non si vengono a sapere queste cose. Marco Landi. Ma guarda Sammy, siamo veramente alla frutta, ma di quella un po' anche matura, perché innanzitutto a fine anno dell'ultima finanziaria che abbiamo fatto in regione, quindi lo scorso dicembre 2023, da un giorno all'altro la giunta e il presidente Gianni hanno aumentato di 200 milioni l'IRPEF, perché il buco della sanità era di 700 milioni all'epoca, poi è rimasto questo buchetto di 500 milioni dove loro pensano di prendere
200 milioni dai payback, che sono i soldi restituiti dalle case farmaceutiche, da coloro che poi vendono quelli che sono gli strumenti, gli accessori, insomma gli strumenti per coloro, tipo le stampelle per intendersi, le carrozzine, queste strutture qui, e in realtà ci sono dei contenziosi aperti, quindi anche da quel punto di vista o interviene lo Stato, oppure penso che ci sarà ancora da vedere qualche aumento di tasse. Sono le tasse più alte d'Italia, chiaramente è una regione comunista, quindi che cosa vogliamo aspettarci? Ci aspettiamo ancora più tasse, nel senso che vogliono istituire il pagamento sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla superstrada, che è quella superstrada sciagurata che fu fatta nel periodo di Italia 90, finanziata con quei soldi, e che è sempre costantemente sotto lavori, dove si fanno file infinite, e quindi lì è previsto da Presidente Gianni di mettere una tassa sui TIR, e quindi ancora si va a pagare. Poi non parliamo di quello che succede in sanità in generale, perché chiaramente con le liste d'attesa che ci sono, con le difficoltà che ci sono anche nei territori più disagiati, un cittadino su 2 in Toscana, se non va in una struttura privata a curarsi, chiaramente non riesce a farlo in tempo celere, anche magari per diagnostiche di malattie importanti. Anche sull'isola d'Elba leggevo che è arrivato un doppio no del centro-sinistra sulla sanità. Ma sì, perché poi anche sulle zone più disagiate, voglio dire, è un'isola, chiaramente ora noi abbiamo da un lato una fortuna, perché siamo, a parte la prima isola delle isole minori d'Italia, e quindi la terza dopo Sicilia e Sardegna, è un'isola che ha un ospedale, quindi ha un presidio ospedaliero, dove chiaramente ci sono dei tagli e delle difficoltà, non considerando che si tratta di un'isola, ma lo stesso si hanno nelle altre isole dell'arcipelago, in particolare a Giglio e a Capraia, dove chiaramente un presidio di un medico, di una farmacia, a volte insomma abbiamo rischiato anche di perdere quello, e qui si fanno grandi cronoprogrammi, grandi strategie che poi non vengono portate avanti, in realtà si accentra, ma quello che succede per le isole poi succede anche per le zone di montagna, per le zone per esempio delle Apuane, delle montagne pistoiesi, cioè quelle zone che sono più disagiate, che il sistema nazionale delle aree interne, lo SNAI, inquadra appunto come aree interne, quindi aree che hanno bisogno di un supporto maggiore per far sì che gli abitanti di questi territori siano quantomeno più vicini ad usufruire degli stessi servizi di coloro che magari vivono a Pisa, a Firenze o a Siena, che sono invece le città dove hanno gli ospedali di serie A, cioè gli ospedali dove poi ci sono anche le università, quindi quelle realtà più importanti e più funzionali. Chiaro che qui si fanno, come è successo per l'Elba, ma è successo anche in generale per la Toscana, si vuole solo accentrare. Il piano sanitario del 2015 ha portato a solo 3 ASL in Toscana, ad avere solo 3 ASL. Questo ha portato un accentramento che alla fine ha causato, a distanza di 10 anni ormai possiamo dirlo, un peggioramento dei servizi e un aumento dei costi, mentre noi siamo da sempre vicini ai territori e vorremmo riportare più potere politico-amministrativo sui territori, magari arrivando ad avere un ASL per ogni provincia, che in Toscana sono 10, potrebbe essere già un giusto compromesso. C'è un sistema di potere purtroppo che non garantisce ai cittadini, a partire dalla sanità, il giusto servizio e un buon rapporto costi-servizio. E dice niente signori, e qui si parla di business visto
dalla loro parte. Intanto ci arrivano anche WhatsApp al 340 6709 659. Stiamo parlando con la regione Toscana. Marco Landi, esponente della Lega in regione Toscana, e giustamente qualcuno ci ricorda anche l'autonomia differenziata e soprattutto l'autonomia differenziata della sinistra. Abbiamo sentito qualche esempio finora, ma attenzione, adesso c'è di mezzo il referendum e questi vogliono spendere milioni di euro per cancellare la riforma dell'autonomia differenziata con un referendum che comincia già a fare acqua ancora prima di essere partito, perché si sono accorti di avere scritto un po' qualche cazzata. Cosa abbiamo scritto in questa cosa del referendum? Ma è anticostituzionale, in particolare in Toscana, e pare che questo referendum può ancora aspettare. Siete riusciti a fermarlo? Cos'è successo? Marco Landi. Martedì scorso è arrivata questa proposta di delibera in Consiglio e era stata prevista, noi ci siamo un attimo incazzati perché chiaramente ci ha messo la seduta di sera, che è una seduta che in realtà si usa quando ce n'è veramente bisogno, cioè quando c'è il bilancio, ma non perché noi non vogliamo lavorare, noi lavoriamo anche di notte, non è un problema, ma solo perché era una forzatura da parte del PD per dire noi tanto questa proposta di delibera che appunto vuol far sì che ci sia il referendum sull'autonomia la portiamo comunque, anche a dispetto di fare notte, no? Noi in realtà eravamo molto tranquilli su questo tema, ma c'era la partita, siccome lo stesso giorno anche l'Emilia, e sappiamo che questo referendum lo propongono le 5 regioni di sinistra in Italia, che grazie a Dio rappresentano insomma una minoranza, 5 su 20, però speriamo che insomma il prossimo anno siano ancora meno, visto che si voterà in Toscana. Il giorno stesso, martedì scorso, votava anche l'Emilia e quindi c'era il problema di avere il primato, no? Cioè, chi ce l'aveva più lungo fra Gianni e Bonaccini, dai, allora l'approvo prima io, faccio il capofila, l'approvi prima te, e quindi volevano insomma essere i primi in Toscana. Noi abbiamo presentato 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno e siamo andati in aula determinati a fargli saltare questa approvazione per avere più tempo per ragionarci, e ne discuteremo domani pomeriggio. Quindi diciamo che davanti alle prepotenze e alle arroganze hanno trovato pane per i loro denti. Poi voglio dire, basta sentire cosa diceva il presidente Gianni nel novembre del 2022, quando a margine della conferenza delle regioni faceva un plauso incredibile rispetto all'autonomia differenziata, e poi invece quello che ha detto in aula martedì scorso, che è tutto l'opposto, grazie alla coerenza e grazie soprattutto a quel senso insomma, quella faccia così tosta che un giorno dicono che è giallo e il giorno dopo dicono che quel giallo in realtà è verde, insomma sono veramente incommentabili. Sull'autonomia la Toscana ha delle opportunità incredibili, pensiamo a quelle che sono per esempio la valorizzazione per la cultura oppure per l'ambiente. Noi abbiamo, oltre il sistema museale degli Uffizi, abbiamo 38 musei che fanno parte della rete museale toscana, che potrebbero chiaramente essere gestiti direttamente dalla regione, ma pensiamo all'ambiente, pensiamo ai parchi nazionali che potrebbero diventare regionali, pensiamo alla gestione dei porti, degli aeroporti. Abbiamo porti importanti come Livorno, come Piombino, abbiamo i sistemi, quindi le autorità di sistema portuale che potrebbero essere gestiti direttamente dalla regione. Abbiamo insomma tantissime opportunità. Poi chiaro che non è che ci debba essere la corsa, come si vuole far credere, a chi è la regione che è più forte rispetto alle altre, perché sappiamo benissimo quali sono i livelli essenziali delle prestazioni, sappiamo benissimo che è un processo, quello dell'autonomia differenziata, che non solo parte dalle regioni che le devono chiedere,
ma finisce anche proprio con le regioni stesse che approvano l'intesa dopo che un governo ha iniziato i negoziati con la regione e poi ha chiesto anche un parere al Parlamento, quindi insomma un processo che può tranquillamente garantire a livello nazionale un uguale minimo comune denominatore di quelli che devono essere servizi essenziali, però è chiaro che la Toscana, in questo caso pensiamo anche all'energia, ecco un altro tema che mi viene in mente, dove noi abbiamo la geotermia che ci permette di avere un fabbisogno energetico per la regione di oltre il 30% solo grazie alla geotermia. Quindi se il Presidente Giani, gliel'abbiamo detto in aula, glielo ripetiamo costantemente, insomma se non se la sente può lasciare tranquillamente a noi il compito di gestire l'autonomia differenziata, perché noi pensiamo al bene dei cittadini toscani e crediamo che i cittadini toscani con l'autonomia differenziata non possono che trarne dei benefici assoluti. Quindi ci aspettiamo anche, visto che questa è la critica che sta facendo questa regione di sinistra governata dal PD, così come fanno le altre, come la Puglia, come l'Emilia, se la Sardegna, insomma, se queste regioni non se la sentono, noi ce la sentiamo, e il prossimo anno, quando andremo alle elezioni regionali, lo diremo ai cittadini che noi siamo pronti anche a fare questo passo così importante. E ci aspettiamo anche, per coerenza, che il Presidente della Regione Giani a questo punto non faccia richieste di autonomia per nessuna materia, perché se contesta così fortemente, addirittura chiedendo l'indizione al referendum insieme alle altre regioni, è bene che poi dopo però non vada insomma a chiedere autonomia per alcune materie, perché altrimenti insomma dimostrerebbe ancora una volta di essere totalmente incoerente. E qualcosa mi dice invece che ci saranno delle sorprese non soltanto dalla Toscana ma anche da altre regioni italiane e soprattutto del centro e del sud, perché la voglia di autonomia sotto sotto c'è, l'idea di occuparsi direttamente di alcune materie, che sia la cultura, il turismo, insomma ci sono zone dell'Italia che vanno assolutamente rilanciate e ci siamo accorti che Roma non è in grado di farlo, semplicemente perché non le conosce. Sono certo che ci sarà qualche ideuzza che arriverà all'ultimo momento e comunque facciamo i complimenti a Giani, si è posizionato soltanto al 10° posto tra i capi di regione più amati, tra virgolette, mentre primo, lo ricordiamo, quest'anno Fedriga della Lega in Friuli Venezia Giulia, quindi Giani soltanto 10°, Dio voglia, lo hanno maltrattato un pochettino. Insomma, per quello che sicuramente se guardiamo quelli che sono i fatti seri, ecco, per governare una regione, cioè i piani regionali, che siano quelli della sanità, quelli dei rifiuti, che sono poi quelli fondamentali, quello energetico, ora si parla di multi-utility, insomma non c'è un argomento in cui c'è una sorta di coerenza, di azione politica vera, di identità. Ecco, non si capisce quale minchia è questa identità del PD in Toscana, che oggi fa un accordo con AWS e domani lo fa con Tel Aviv e nel mezzo ci mette 5 Stelle, un mostro. Hanno creato un mostro a 4 teste che non si sa come farà convivere. Io veramente spero che i cittadini toscani il prossimo anno ci diano la fiducia per dare un cambio di passo a questa regione, perché lo merita e perché comunque ci viene riconosciuto un buon governo e il buon lavoro almeno in 7 capoluoghi di provincia che oggi governiamo su 10, quindi insomma le aspettative sulla Toscana sono molte per il centrodestra e per tutta l'area moderata e civica che appoggia il centrodestra a sostegno anche dei comuni capoluoghi di provincia che governiamo. Si può fare di più e come se si può fare, ma per il momento ci fermiamo ringraziando la Lega Toscana e in particolare il consigliere regionale Marco Landi. Buon lavoro Marco!
Grazie a te Sammy, un abbraccio, a presto. A prestissimo, grazie Ciao, anche ai nostri ciao. ascoltatori e restate lì perché 10 minuti e ci ricolleghiamo con Sammy Varin, questa volta con la deputata della Lega, Laura Ravetto. Avete